Sabato 24, Monte Grappa Bike Day, l'associazione che da 11 anni sta organizzando questa meravigliosa manifestazione unica nel Veneto, il Monte Grappa, pieno di centinaia, di migliaia di biciclette, fino a 10.000 ciclisti che con delle strade chiuse al traffico possano un giorno all'anno gustarsi questa meravigliosa manifestazione, ma anche accompagnati da famiglie, che poi possono conoscere il territorio, non solo persone del nostro territorio, e non solo della nostra regione, ma di altre regioni, ma anche di 15 stati esteri, per cui è veramente una grandissima opportunità di turismo sportivo che poi si può tradursi invece in tutte le altre forme di turismo, perché è un turismo storico, è un turismo enogastronomico, esperienziale, i fiumi, per cui il collegamento con l'altipiano dei Sette Comuni, con la Val Brenta, con la Val Sugana e poi dal Brenta al Piave. Un'opportunità ghiotta che la nostra regione, che ha sempre supportato, deve continuare a supportare, ma anzi fare un salto di livello perché può diventare un evento sempre più attrattivo e anche un'occasione per togliere per un giorno i confini comunali e creare una grande comunità, un grande territorio che sia identitario nostro, il territorio della Pedemontana del Grappa, del Monte Grappa, del Bassanese, che possa essere tale 365 giorni all'anno, perché il nostro territorio è un territorio meraviglioso. Io ho la fortuna di essere bassanese, per cui di godere questo territorio e che deve offrire attrattività 365 giorni all'anno. Grazie al Monte Grappa Bike Day faccio un invito a tutti i cittadini e cittadine del Veneto in particolare, ma poi di tutte le altre regioni, a partecipare. Venite, se non avete la bicicletta noleggiatela, noleggiate una bicicletta pedalata assistita e godetevi questa fantastica manifestazione. Monte Grappa Bay Day, 11ª edizione, 24 maggio. Ci aspettiamo bel tempo, ho visto le previsioni, speriamo che queste siano rispettate. Col bel tempo supereremo quasi sicuramente 10.000 presenze, che si assommeranno alle 80.000 presenze che noi abbiamo già accumulato nelle 10 edizioni precedenti, nonostante un paio, forse 3 edizioni svolte col maltempo. Sono numeri importanti che sono assolutamente paragonabili a quelle che fa le nostre due eventi fratelli, diciamo, che sono il Sella Ronda Bike Day nelle Dolomiti e lo Stelvio Bike Day del Passo dello Stelvio. Queste manifestazioni hanno un'importanza capitale per lo sviluppo di un turismo sostenibile, un turismo lento, un turismo di qualità. Noi crediamo fortemente in queste manifestazioni. Ripeto, abbiamo portato svariati paesi stranieri a conoscere il Grappa. Contiamo di fare ancora di più, diciamo. Abbiamo fatto addirittura un evento quest'anno in maggio, di cui io ero anche protagonista, cioè una carovana da Bassano del Grappa a Parigi, con le magliette del Monte Grappa Bike Day in 8 tappe, con i furgoni del Monte Grappa Bike Day, per diffondere in Europa il nostro marchio e soprattutto il nome del Monte Grappa. Il Monte Grappa è una montagna bellissima, assolutamente paragonabile a quella non so, alle più famose Mont Ventoux, per i ciclisti intendo, e Alpe d'Huez nelle Alpi francesi. E la nostra ambizione è quella di mettersi alla pari con questi, con le Dolomiti, con lo Stelvio, con l'Alpe d'Huez e con il Mont Ventoux. Credo che ci stiamo riuscendo, abbiamo fatto incrementi incredibili di presenze ciclistiche in questi 10 anni, certo grazie anche alla presenza del Giro d'Italia in 4 edizioni, quest'anno sarà la quarta appunto, che si svolgerà il giorno dopo del Monte Grappa Bike Day, perciò invito veramente tutti a venire a pedalare il sabato per poi vedersi la tappa dei professionisti alla domenica. Vorrei anche citare le 2 manifestazioni che faremo quest'anno, sorelle minori del Monte Grappa Bike Day. Il 29 di giugno faremo una randonnée, che è una lunghissima distanza, diciamo. Noi proponiamo 3 percorsi da 100, 200 e 300 km che si svolgono, la chiamiamo la randonnée della Grande Guerra, perché si svolge nei luoghi dove la Prima Guerra Mondiale si è risolta con la vittoria dell'Italia,
cioè Piave, Montegrappa, Altopiano di Asiago, e il nostro percorso unisce idealmente vari sacrari che appunto sono una testimonianza della prima guerra mondiale, con cimiteri di francesi, di inglesi, e gli ossario, naturalmente anche quello della Cima Grappa, diciamo, che appunto contiene 23.000 caduti di entrambi i fronti, uniti in questa sfortunata sorte. Il 14 di settembre invece faremo una gravel che abbiamo chiamato gravel sui fiumi della Serenissima, perché per la prima volta quest'anno, gli altri anni abbiamo fatta sempre sul massiccio del Grappa in quota, quest'anno abbiamo deciso di farla in pianura e di usare gli argini del fiume Brenta e del fiume Muson insieme con la ciclabile dello Stiglia per creare un anello di circa 100 km appunto dedicato alle ruote grasse o grosse, insomma. E naturalmente sono tutte manifestazioni non competitive, e sono invitati anche coloro appunto che non hanno grande allenamento ma che perciò possono usare anche bici elettriche, non c'è nessuna competizione, l'importante è stare insieme e essere felici insieme.